Le manca il calcio? No, non mi manca e ho dato moltissimo in quei 13 anni di Parma che ho fatto e mi sono proprio consumato veramente con l'impegno che ho dato. Renzo Ongaro, veneziano, a Parma ha saputo costruire un gioiellino. Segretario generale della società di Calisto Tanzi, ha condotto da dietro la scrivania la squadra alla vittoria di ben 8 coppe nazionali ed internazionali. Oggi, in pensione, si diletta con il burraco, ma il ricordo di quegli anni resta indelebile. Nonostante io ho fatto più anni a Venezia, di settore giovanile la maggior parte, che a Parma mi sono rimasti degli amici incredibili. Io ho attestazioni, ho telefonate, ho gli auguri di Natale, di Pasqua, da tantissima gente di Parma, tifosi, dal centro coordinamento, quindi è rimasta per un'amicizia incredibile. E evidentemente è vero il detto che in patria non si riesce. Abbiamo vinto 8 coppe e 4 o 5 secondi posti, se ricordo bene, quindi 2 Coppe Italia, se mi sfugge la Supercoppa europea, la Supercoppa italiana, la Coppa UEFA naturalmente, la Coppa delle Coppe, 8 coppe abbiamo vinto comunque, quindi è una società che veniva dalla Serie B, che è una società nuova, è stato un miracolo. E a proposito di coppe, a distanza di anni, ci rivela un divertente aneddoto. Ho la Coppa Italia originale e la Supercoppa italiana, perché il Cavaliere era abituato a far fare da Bertoni, che era quello che faceva le coppe, no? Per la federazione, far fare le coppe per tutti quanti i giocatori e per i dirigenti della società. E in effetti ha fatto tutte queste coppe e alla fine la Coppa Italia e la Supercoppa italiana sono arrivate a casa mia invece che le copie originali.